Una relazione finita da un anno che l'uomo non accettava, tanto da rendere impossibile la vita della ex, che si è rivolta ai carabinieri. È così che per un uomo che vive nell'Alta Padovana si sono aperte le porte del carcere Due Palazzi dopo la firma di un ordine di custodia cautelare eseguito dai carabinieri di San Martino di Lupari. Spinto dalla gelosia, l'uomo aveva iniziato a controllare in modo ossessivo l'ex compagna, aveva installato una telecamera nella camera da letto e posizionato un GPS nella sua auto, mandandole in continuazione screenshot dei suoi spostamenti. Non soddisfatto, aveva anche iniziato a pedinarla. Dopo essere stato raggiunto da un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, l'uomo aveva continuato a perseguitare la donna usando pseudonimi sui social e schede telefoniche anonime che si aggiungevano a regali e messaggi di morte. Da qui la decisione dapprima di porla agli arresti domiciliari e pochi giorni fa l'arrivo della misura della custodia cautelare in carcere. Dai carabinieri l'invito a tutte le donne a non esitare a contattare le istituzioni e chiedere aiuto contro ogni forma di violenza al 112 o al numero 1522.